Se non ci sono io, i miei collaboratori hanno carta bianca come l'hanno tutti, non è che ci deve stare per forza uno che deve fare e decidere tutto. Io collaboro con i miei amici, non è che faccio il prepotente, dico non favi di questo perché non ci sto io. Ho detto Vincenzo vai, accerta. E là, con il presidente, il responsabile del genio civile, dottor, come si chiama? Milazzo. Quindi, e poi dopo pochi mesi sono iniziati i lavori. Come sono iniziati i lavori? Ecco, è intervenuto Franco Taddeo. E se no come facevo? Se non stava presente, questo è merito mio, questo è la provincia non ha nessun merito nella messa in sicurezza di quel costone. Tanto è vero che quando noi l'abbiamo sollecitata, io non ho sollecitato solo la provincia, ripeto quello che dico è la verità, le carte stanno tutte all'ufficio tecnico, ho sollecitato la regione, la protezione civile, il genio civile, ho fatto addirittura un esposto alla Procura della Repubblica per pubblica incolumità, tanto è vero che quando ci sono state le cadute dei massi, io ho fatto un'ordinanza di chiusura della strada arrecando danno, e di questo me ne scuso, ma non è colpa mia, agli abitanti di Ventosa o di San Cosmo che volevano andare a Ventosa. Quindi qualche decisione drastica la sono riuscito a prendere anche io, non come va dicendo lui che non posso fare il sindaco perché non ho la voglia, la forza, la capacità di firmare, di mettere le firme. Io le firme le metto, ma le metto solo sulle pratiche pulite. Quando ci stanno gli inciuci, le firme forse le metteva lui, tanto è vero che siamo andati tante volte di fronte insieme a lui, ai giudici, e non ultimo alla Corte dei Conti, come avrete letto, per le sue scelte scerolotiche, non certo per noi. Quindi, questo per dirvi come stanno realmente le cose. E un altro finanziamento l'abbiamo avuto da parte della Regione Lazio per l'apertura di un asilo nido che è stato inaugurato nel novembre 2011. Apriti cielo, nel volantino che avete letto, si vanta questa amministrazione di aver fatto l'asilo nido rubando deprezzando la scuola elementare di San Lorenzo. Tutta falsità. Questo è un finanziamento che se era per noi poteva morire negli meandri della regione. Invece noi ci siamo adoperati senza vantarlo. Sono stato io di persona alla regione e sono riuscito a ottenere questo finanziamento per dotare il nostro comune, uno dei pochi nell'ambito di tutto il comprensorio, ad essere dotato di un asilo nido che possa venire incontro alle esigenze di voi cittadini. E il problema della mensa a San Lorenzo l'abbiamo risolta con un modulo prefabbricato che ha tutte le caratteristiche di sicurezza, di igienicità, tutto, non c'è nessun problema. Un modulo che un domani può essere utilizzato anche per altri scopi, che già ho in mente, se sarò ancora io. Questo per dirvi tante cose. Un'altra cosa ve la devo dire, perché il piano regolatore, perché ci ha accusato anche di questo. Adesso vi spiego io come stanno le cose. Sto solo per spiegare qua. Perché io sono morte, vita e miracoli, io sono stato con lui tanto tempo, conosco ma sono morte, vita e miracoli. Il piano regolatore è stato revocato dopo l'amministrazione di Agnello nel 98, con la promessa che sarebbe stato ripresentato nel più breve tempo possibile. Il piano regolatore era pronto già dal 2005, questo lo posso constatare io, dopo tutte le varie procedure, è stato redatto durante il suo mandato e stava messo in un cassetto. Tanto è vero che quando io sono stato eletto alla campagna elettorale ho detto il primo obiettivo è quello di portare nel primo anno amministrativo il piano regolatore. Tanto è vero, con qualche mese di ritardo, siamo politici, possiamo essere prefetti tutto. È stato portato nel 2008. Nel 2008 poi è stato fatte le osservazioni, è stato portato in consiglio, le osservazioni
discusso in Consiglio e tutto è stato mandato alla Regione, dove qui l'iter burocratico è quello che è, però il piano regolatore è stato inviato alla Regione dopo tutte queste procedure nel 2010 e dopo alcuni mesi ci è ritornato, la Regione ci ha comunicato che la pratica era stata sospesa perché mancavano dei documenti, e poi abbiamo fatto, per questo riguardava l'ex articolo 13, articolo 88, articolo 89 del DPR 380-01. Io ho tutto documentato. Questo parere poi è ritornato favorevole. E invece, come dice lui, che il piano lavoro stagna nella regione, nel gennaio 2011 la regione Lazio Comune, che tutta la dotazione è andata a trattare a una lista che è andata all'ultimo stato, su Caramile, faremo tutto perché abbiamo a noi sulle fasi sia provinciali che regionali, non abbiamo più bisogno del protone dove ci danno i comportamenti di appello sopportati, per cui noi ci proviamo di accelerare lì e di quando questo anno non verrà dato, quindi non sarà esecutivo. 5 anni per dobbiamo fare di casca. E questo pare che tanti accusano questo immunismo, che cosa anche se il processo abbiamo fatto 7 di sole, però per l'abbiamo fatto. Cari amici, semplicemente fare osservazioni, è sembrato quasi esclusivamente un contrasto, però non vogliamo, sono state le mie vite e anche a lui a Copolino, e spero che ora tante sia no. Si va, tutto questo è stato capace di fare, tutta